È davvero un piacere incontrare Giovanni Carraro, insomma, lo conoscete in molti, lui è responsabile di tante cose, ha mappato quasi tutte le prealpi venete e non Orientali. solo, e praticamente noi viviamo le nostre montagne, le nostre colline attraverso il messaggio che lui ci lancia, le indicazioni, la mappatura dei sentieri, insomma tantissimo lavoro che dura tanti anni e poi si è arrivato a progettare invece quel meraviglioso cammino delle colline dell'UNESCO di cui ci racconterai. Quindi il tuo lavoro è soprattutto frutto di una grandissima passione per le montagne, per le colline e per le prealpi, Giovanni. Sì, difatti questo lo faccio per passione perché il mio mestiere è un altro. In realtà allora a un certo punto, dopo aver girato un po' tutte le prealpi venete orientali, perché adesso presenterò anche le prealpi bellunesi, quindi chiudo con 2900 km di sentieri mappati e raccontati, c'è stato questo intermezzo, no? Il racconto delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, che sono un territorio straordinario, un territorio che si interpone tra due grandi siti UNESCO, Venezia a sud di tipo culturale e Dolomiti a nord di tipo naturale. Le colline sono state elette il 7 luglio 2019 patrimonio dell'umanità in veste culturale, ed è strano pensare a questo perché in genere quando si pensa a una catena montuosa così piccola viene da dire naturale, in realtà c'è la mano dell'uomo che ha contribuito, quindi terrazzamenti che sono del 1600, il paesaggio a mosaico che è l'alternanza tra bosco e vite, ma soprattutto c'è anche la parte geologica che è bellissima, queste cordonate parallele tra di loro, le colline a corde, dette Hogback dai geologi, e sopra questo Hogback, che è la core zone, la parte diciamo principale del territorio, mi hanno chiesto di disegnare un cammino che va da Vidor fino a Vittorio Veneto, sono 51 km da farsi in 4 tappe, e tu mi dirai ma perché così tante tappe? Perché Non è c'è, lunghissimo, esatto, però c'è l'altimetria, ci sono queste colline che sommando le salite, le sono un po' birichine queste colline, quindi ogni tanto bisogna fare un po' di fatica sì, sostanzialmente. quindi sommando tutte queste salite si ottiene la bellezza di 2265 metri di dislivello e quindi un po' un ultra trail se vogliamo per gli addetti ai lavori. Ecco quindi che abbiamo spezzato in 4 tappe. E quindi che consiglio dai per chi volesse affrontare questo cammino? Allora, intanto armarsi di santa pazienza perché non è da farsi in mordi e fuggi, c'è chi lo fa, però secondo me è bello farlo in veste slow, quindi godersi il paesaggio, godersi le tappe, fermarsi nelle varie località, Col San Martino, Follina, Tarzo, Serravalle di Vittorio Veneto, lo stesso Vidor, Valdobbiadene, Conegliano, che sono raggiungibili con altri sentieri a latere, e poi alla fine della giornata un bel piatto di spiedo. Tipico dell'Alta Marche. Perché lo troviamo dappertutto lì. Grazie Giovanni, un uomo che cammina lento, ma col cuore va molto veloce. Grazie.